35 anni a Codogné, è un aviatore con grande passione. Non guardate me, ma guardate il cielo sopra di noi. Lo invitiamo via radio ad entrare e sarà un volo romantico, un volo di passione, un volo che accomuna alpini e aviatori, tutti e due abituati alle alte quote, lo vedete davanti a noi. E lasciamo la musica, come lui desidera, a commentare il suo volo. Totali a salutare tutti voi, a salutare gli alpini di Codogné, ad augurargli buon compleanno. 25 anni non sono pochi, da parte del dottore Volante, da parte del dottor Gombos. Di fronte a noi, ha ricamato il cielo come solo lui sa fare, in una comunione di silenzi delle alte quote delle nostre montagne che tutti voi hanno sperimentato, e le alte quote del nostro cielo, solcate con le ali di questo motoliante con il quale Gombos vola, pensate, in un accoppiamento decisamente molto fedele da 33 anni, l'ha acquistato 32, scusate, l'ha acquistato nel 1983 e da allora non si è più separato. Bene, io direi che un applauso a Ciobo Gombos, il dottore Volante di Codogné, e da parte sua, che è lassù e non può farlo, e da parte mia i più grandi auguri e il più immenso abbraccio a tutti voi, agli alpini e a tutti voi convenuti. Grazie e buon